Buongiorno a tutti, oggi vi propongo una nuova parola, pistis, fedeltà, restare quando tutto cambia. Nella cultura greca, pistis non era soltanto una parola morale, era una divinità addirittura, una personificazione della buona fede, della fiducia, dell'affidabilità e corrispondeva alla dea romana Fides. Indicare qualcuno come degno di pistis significava riconoscerlo come una persona su cui si poteva contare, qualcuno la cui parola aveva valore, qualcuno che restava saldo anche quando le circostanze cambiavano. Il termine deriva dal verbo pisteuo, credere, e affonda le sue radici ancora più indietro in un altro verbo, peizo, cioè persuadere, convincere. Pistis quindi indica una convinzione profonda, una fiducia che nasce dalla credibilità e dalla coerenza. Non è un sentimento vago, è una qualità concreta, è la capacità di mantenere la parola data, di creare legami affidabili tra le persone e di rendere possibile la vita sociale. Per questo nel mondo greco la pistis riguardava sia la fede religiosa sia la fiducia reciproca nei rapporti quotidiani, nei patti politici, anche nei contratti commerciali o nelle amicizie. Non a caso pistis era talvolta rappresentata accanto ad altre figure simboliche come il pis, la speranza, perché la fiducia rende possibile immaginare il futuro insieme agli altri. Senza fiducia, senza comunità, può essere davvero difficile. Ecco, il mondo antico offre molti esempi di questa virtù. Pensiamo a Penelope, che rimane fedele a Odisseo per 20 anni addirittura, nonostante l'assenza e le pressioni dei pretendenti. La sua non è solo fedeltà coniugale, però è anche fiducia incrollabile nel ritorno di chi ama. Oppure pensiamo anche ai rapporti di Xenia, l'ospitalità sacra tra gli stranieri. Offrire accoglienza significava stabilire un legame di fiducia destinato a durare nel tempo e spesso era anche trasmesso alle generazioni successive. Però la pistis non appartiene solo al passato, anche oggi la nostra vita quotidiana è costruita su questa stessa idea, spesso senza quasi che ce ne rendiamo conto. Ogni volta che firmiamo un contratto, che affidiamo un progetto a qualcuno, che confidiamo un segreto a un amico, stiamo esercitando la nostra pistis. Persino il funzionamento delle società moderne, dalle istituzioni alle economie, dipende da un elemento invisibile eppure fondamentale, cioè la fiducia reciproca. Senza fiducia le relazioni si spezzano, le collaborazioni si fermano e la convivenza diventa praticamente impossibile. E forse è proprio questo il motivo per cui i greci trasformarono la fiducia in una divinità, perché avevano capito in fondo che la forza tiene insieme le persone solo per poco tempo, mentre è la fiducia a farle restare unite davvero. Restare quando tutto cambia, mantenere la parola anche quando sarebbe più facile tirarsi indietro, questa è la vera pistis. Allora la domanda che il mito ci lascia è sorprendentemente attuale. Nelle relazioni, nel lavoro, nelle amicizie, siamo persone di cui gli altri possono fidarsi? Perché la civiltà si costruisce con le leggi e con la forza, però continuiamo a esistere solamente quando seguiamo qualcosa di più fragile e più potente allo stesso tempo, cioè la fiducia. Grazie per questo ascolto e al prossimo episodio.